Al Museo di Agrigento si è discusso del conflitto tra politica e magistratura. 2 giornate agrigentine sulla medicina interna e lungodegenza. Giuseppe Di Rosa interviene sulle concessioni demaniali al porticciolo di San Leone. E a proposito del porticciolo di San Leone vi mostriamo le immagini dell'abbandono. Per il calcio un servizio su Acragas e Licata, il nuovo allenatore del Casteltermini e del Camarat in vetta. Bentrovati da TVA Notizie. Il conflitto tra politica e magistratura al centro della tavola rotonda che si è tenuta al Museo Archeologico di Agrigento. Titolo dell'iniziativa: Questione giustizia oggi. Arturo Cantella. Quale giustizia oggi? Questo è il tema di questa tavola rotonda organizzata dalla vostra associazione. Bene, possiamo dire che già questo titolo era stato portato all'attenzione degli agrigentini nel 1986. Noi possiamo dire questione giustizia oggi, atto secondo. Quindi sono passati tanti anni, ma la conflittualità esiste tuttora tra la politica e la magistratura ed è un qualcosa che non va a vantaggio del Paese, perché quando 2 poteri dello Stato vanno in conflitto vuol dire che qualcosa non va. E allora noi stasera parleremo di quelle che sono le condizioni in atto tra la politica e la magistratura. Magistrati che fanno delle sentenze, delle ordinanze sulla base della loro convinzione. Ci sono poi le posizioni di alcuni politici del governo che dicono che sono soltanto delle toghe rosse. Questo non è possibile perché la magistratura deve essere autonoma e deve dare senso alle cose del nostro Paese. Quale giustizia oggi? Il tema di questa tavola rotonda organizzata che vede protagonisti diversi attori parlare proprio di un tema molto delicato in un momento anche difficile della politica italiana. Il tema della giustizia in questo momento tiene banco. Ci sono tante iniziative a livello legislativo, a livello di iniziative dei deputati, a livello dell'Associazione Nazionale Magistrati. Non c'è dubbio che c'è una conflittualità in questo momento tra giudici e classe politica. Ecco, la saggezza vuole che questa conflittualità si risolva nell'interesse della nazione. È un po' difficile, insomma, perché vediamo che anche molti esponenti della politica, invece che buttare acqua, alimentano il dibattito. Ma io sono fiducioso nella saggezza del Capo dello Stato, che nella duplice veste di politico e del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura saprà trovare una sintesi che soddisfi le esigenze della nazione. Sì, oggi è un tema quanto mai attuale, infatti noi lo vediamo che le cronache politiche quotidiane rigurgitano proprio di queste problematiche e oggi la parte più dolente nella questione giustizia è la cosiddetta separazione dei poteri. Noi assistiamo ogni volta che ci sono momenti nevralgici nella storia d'Italia, assistiamo a uno sconfinamento e nello stesso tempo a una perdita di cognizione dei propri territori tra i poteri e questo diventa un grave problema per la democrazia. Oggi e domani le giornate agrigentine di medicina interna. Arturo Cantella. Dottore Cacciatore, nuovo appuntamento, giornate agrigentine di medicina interna, di lungodegenza, post-acussia. Sono temi di grandissima attualità che oggi approfondirete in occasione di questo incontro con validi colleghi provenienti dalla Sicilia e anche fuori Italia. Sì, oggi è l'8ª giornata delle giornate agrigentine di medicina interna e lungodegenza riabilitativa. Sono molto
orgoglioso di avere portato ad Agrigento tutte le migliori menti per quanto riguarda la medicina interna, dal professore Corrao al professore Barbagallo al professore Moulet, che anche avere portato le migliori menti che ci sono nel nostro ospedale, perché anche da noi abbiamo delle reparti di grande eccellenza, come è stato riportato recentemente dall'Agenas, soprattutto i reparti di cardiologia e di ortopedia. Oggi parleremo di malattie cardiometaboliche, e per tornare in argomento, in questa 8ª edizione noi spazieremo con argomenti che vanno dalle malattie metaboliche alle malattie cardiovascolari, alle malattie nefrologiche, alle malattie dermatologiche, alle malattie autoimmunitarie, quindi avremo un po' tutto il complesso che riguarda la medicina interna, e stiamo cercando di far sì che anche i nostri colleghi medici, sia degli ospedalieri, di tutto il circondario, ma anche i medici di famiglia, possano effettivamente trarne utilità di questo e vantaggio di questo congresso. Come dicevo, è l'8ª edizione e ne sono particolarmente orgoglioso, perché organizzare un convegno non è facile, soprattutto di questi tempi, e anche con gli impegni che purtroppo, anzi benevolmente ho io in questo momento come direttore sanitario e come anche capo dipartimento della ASP di Agrigento. La post-acuzia è anche un tema importante che dibatterete? Sì, la post-acuzia è un tema estremamente importante. Noi parleremo di tutte quelle che sono le patologie post-acuzie, e in particolare ci soffermeremo soprattutto su quelle che sono le complicanze delle malattie per acuti. Ci soffermeremo sulle disfagie, ci soffermeremo su quella che è la denutrizione. Avremo un'intera sessione dedicata alla nutrizione, e quindi con tutte le patologie connesse, dalla disfagia alla disfonia, a tutto ciò che riguarda l'interesse post-acuzio. Devo dire anche che il futuro, secondo me, è nella cronicità, perché gli ospedali devono avere solo pazienti per acuti, solo pazienti che in emergenza e urgenza, mentre l'intenzione da parte del Ministero, ma anche da parte della Regione, è quella di spostare tutto nel territorio. Far funzionare bene il territorio significa dare salute alla gente. Beh, sicuramente sì, perché la medicina interna può rappresentare una risorsa importante nell'organizzazione dell'ospedale, soprattutto per rendere più sostenibile la gestione dei posti letto, sia medici che chirurgici. Io parlerò in particolare di diabete e obesità, due cronicità che sono fortemente associate. Anzi, il fenotipo clinico, la caratteristica clinica frequente nei nostri pazienti diabetici è proprio la classica pancia, no? Quella che noi definiamo obesità viscero-addominale. Queste due cose interagiscono fortemente, e probabilmente l'obesità, questo tipo di grasso che si accumula all'interno dei visceri, è in grado di slatentizzare le problematiche metaboliche fino a portare al diabete. Oggi, per fortuna, abbiamo farmaci innovativi che sono in grado di invertire la rotta, letteralmente sono in grado di far regredire il diabete fino a una condizione, si spera con tutti gli interventi e se il paziente entra in clima collaborativo, fino alla regressione di malattia. Quindi un quadro della malattia in Sicilia qual è? Il diabete è una delle cronicità più importanti, probabilmente non sappiamo il dato sull'obesità, ma sicuramente sfioriamo le 300.000 o addirittura superiamo le 300.000 persone affette da diabete. Il vero problema del diabete però non è la malattia in sé, ma soprattutto quella condizione di prediabete che invece è ancora più diffusa nella popolazione e che si slatentizzerà proprio con la malattia diabetica. Probabilmente bisogna intervenire lì con programmi di prevenzione e di
modifiche di stile di vita che sono estremamente importanti. Quindi questo è il consiglio che diamo ai pazienti? Beh, certamente quello di controllarsi e fare un controllo anche di emoglobina glicata senza avere la diagnosi di diabete permette di diagnosticare il prediabete, e se un paziente ha il prediabete, assieme al suo medico stabilirà quale sarà il percorso migliore per poter evitare di arrivare alla diagnosi di diabete. Quando c'è la diagnosi di diabete già il danno micro e macrovascolare è già operante sicuramente da tempo. Oggi appuntamento per le giornate agrigentine di medicina interna e lungodegenza post acuse. Lei come presidente dell'ordine riconfermato darà il suo indirizzo ai lavori? Sì, porterò i saluti dell'ordine che ho l'onore di rappresentare in un evento importante come questo che ha organizzato il dottore Cacciatore con illustri relatori presenti su alcune patologie. Credo, più che giornate agrigentine, dovremmo fare le settimane agrigentine per le patologie di cui oggi e domani ci interesseremo. Tutte patologie croniche, dalle broncopatie alle cardiopatie, alle malattie reumatiche, al post-acuzie, cioè tutto la riabilitazione che abbiamo anche, dobbiamo agire su questi pazienti, perché è importante la restituzione ad integrum delle funzioni vitali del paziente, perché oltre a curare la patologia dobbiamo tenere presente che dobbiamo curare la persona, dobbiamo curare l'aspetto psicofisico del paziente. Ecco, ieri in una conferenza stampa l'ASP ha detto che la Genesis ha dato delle eccellenze per alcuni reparti dell'ospedale, quindi di Agrigento e Sciacca. Questo è un fiore all'occhiello per la nostra medicina, Presidente. Sicuramente abbiamo veramente delle eccellenze, sono state scritte sul giornale per quanto riguarda la ortopedia e la cardiologia nella velocità dell'intervento, che è importante, ma non è solo questo, anche altri reparti sono eccellenti nella nostra ASP, e in questo caso si parlava del San Giovanni di Dio, ma anche l'ospedale di Sciacca, di Canicattì, Licata, Ribera. Abbiamo delle eccellenze sicuramente e dobbiamo far sì che dobbiamo continuare ancora a migliorare sempre, perché migliorare si può. Il Codacons con Giuseppe Di Rosa interviene sulle concessioni demaniali al porticciolo di San Leone. L'intervista di Arturo Cantella a Giuseppe Di Rosa. Giuseppe Di Rosa oggi in un suo intervento punta il dito contro le concessioni che stanno rilasciando e che hanno rilasciato qui presso il lungomare San Leone di Agrigento. Ma guarda, intanto parliamo del porticciolo turistico, parliamo del parcheggio del porticciolo turistico. È un'area demaniale, il comune dà il suo nulla osta, gli altri uffici, compresa la soprintendenza, dovrebbero dare il nulla osta. Abbiamo chiesto l'accesso agli atti su tutta la complessa situazione che sta creando. Non è possibile che si possano concedere in un'area demaniale decine di concessioni. Oltretutto le concessioni in quell'area sono stagionali, per strutture amovibili e leggere. Qua abbiamo visto iniziare a crescere purtroppo nuovi locali, non sono più stagionali, sono annuali, in acciaio, cemento e altre materie edilizie. Non è possibile, assolutamente no. Oltretutto non è mai uscito un bando. Vogliamo capire, perché abbiamo richieste di altri giovani, vogliamo capire come vengono assegnate queste concessioni, a che titolo vengono assegnate e perché no eventualmente esporre un bando al quale possa partecipare chiunque ne è interessato. Vogliamo capirci, ma già noi sappiamo dove andremo a finire. Questo è il classico voto di scambio ad Agrigento, non possiamo nasconderlo. Ormai da un quadriennio ad Agrigento si è aperto tutto, cantieri a volontà, concessioni a volontà. Non è possibile che si sia tornati indietro di 40 anni calpestando le leggi, così come si è fatto con Villa del Sole. L'altro giorno era nata, e mi riallaccio a una discussione, era nata una mini polemica perché io ho voluto lanciare ho voluto intimare al sindaco nel dire: ma avete fatto Villa del Sole
e fate anche la zona A, già che ci siete. Ma non era proprio, stavo lanciando una pietra, ma non era mia intenzione. Adesso faccio una proposta ancora più bella, e perché no? Visto che abbiamo università e via dicendo, perché no? Facciamo la variante urbanistica su Villa Bonviglio, facciamo nascere a Villa Bonviglio 2-3 fabbricati come quello che è nato a Villa del Sole, e buttiamo giù tutto il verde, buttiamo giù tutto. Ho una buona notizia, che la Regione ha riaperto di nuovo l'indagine ancora una volta su Villa del Sole, ma devono essere loro stessi a comprendere che su proposta dell'ARTA stessa, del gabinetto del Presidente, allora Musumeci, si è proceduto nel 2021 a ratificare che la Villa del Sole fosse inserita nel complesso Agrigento città antica, cioè assoluta inedificabilità. Non comprendo ancora come il Consiglio Comunale, lo stesso Consiglio Comunale che ieri ha gioito per avere votato un atto di indirizzo, cioè l'atto di indirizzo è carta straccia. Parliamo dei parcheggi. Ci stavo arrivando, è carta straccia. Sui parcheggi si vota un atto di indirizzo, mentre non si vota una delibera consiliare. Devono imporre all'amministrazione di ritirare quella porcata di c'è già la delibera per la concessione di un project financing che comunque dovrebbe andare in gara, che comunque non è previsto assolutamente nei piani urbanistici agrigentini, e che in ogni caso questa amministrazione sta mostrando di continuare a calpestare il tutto. Torno alla situazione porticciolo turistico. È previsto nel piano commerciale del Comune di Agrigento questo insediamento commerciale? Perché oggi si parla di insediamento commerciale, non è più una sola licenza, sono almeno 10. I luoghi abbandonati di Agrigento. Vi mostriamo le pericolose buche davanti al porticciolo di San Leone. Non ci sono solo strade e gruviera ad Agrigento, ci sono anche luoghi frequentati come il piazzale Caratozzolo a Lido di San Leone, lasciato nella totale incuria. Riguardo il piazzale davanti al porticciolo si nota subito l'abbandono e il pericolo costituito dalle buche, un pericolo che si dovrebbe evitare considerando soprattutto che nel piazzale sono ubicate le giostre. Ma nulla sembra interessare chi ha il dovere di provvedere per il ripristino della sicurezza. Il piazzale Caratozzolo è l'esempio del pressappochismo con il quale purtroppo gli agrigentini sono costretti a convivere quando manca davvero pochissimo alla fatidica data che accenderà i riflettori su Agrigento, capitale della cultura. Intervento dell'ex sindaco di Agrigento Lillo Firetto al Consiglio Comunale sui pozzi che non ci sono. Sulla testa dell'acqua non dico niente perché io lavoro in cemento. Io da parte mia ho anche individuato 4 pozzi nel territorio di Santo Stefano e Guispina, scusate, pozzi esistenti ma mai utilizzati. La interrogazione che abbiamo presentato era proprio per avere chiarimenti su questi 4 pozzi che era stato detto in silenzio erano stati trovati. In realtà bisogna dirla fino in fondo, questi pozzi si conoscevano da tempo e quindi non li ha trovati nessuno di nuovo. Ed erano 2 pozzi di questi che erano stati chiusi per le notizie che arrivano e che avevamo all'epoca. 2 pozzi erano già stati chiusi per delle interferenze di falda e credo che addirittura in uno di questi ci sia una sentenza del Tribunale delle Acque che lo dichiara assolutamente inutilizzabile perché c'erano delle interferenze nella falda e quindi non utilizzabile. Forse addirittura uno, se mal non ricordo io, per le notizie che arrivavano a Lati, era un pozzo addirittura chiuso con cemento armato, eccetera, perché proprio c'era una sentenza del Tribunale delle Acque. Quindi forse aveva trovato il blocco di cemento armato il sindaco Mici che pensava che sotto il blocco di cemento armato c'era dell'acqua. Quindi ma infatti prima di dire io lavoro in silenzio e ho trovato, e vi dico che ho trovato 4 pozzi, mentre l'acqua arrivava ogni 20 giorni,
prima che uno comunica, lo so bene che il sindaco, prima di comunicare cose che sono fuori di chiave, aspetta un attimo e dice le cose per come sono, perché dire ad agosto che ha trovato 4 pozzi è cosa sbagliata, così come, e colgo bene l'intervento di Trupia, il sindaco quando l'onorevole direttore Cocina gli dice ne hai trovati i pozzi, il problema è che ha trovato lui in questo minuto Cocina, perché a Cocina bisognava spiegargli che i sindaci non cercano i pozzi, e quindi lui né digli dirigenti acque, come ci diceva Sicilia Acque, facendo la figura che ha fatto. In un momento di disperazione della città è chiaro che noi cittadini abbiamo l'idea di non essere, di avere a che fare con una barca che è senza il minimo di timone. Se a questo poi ci aggiungiamo che usciamo dicendo che troviamo 4 pozzi, cosa non vera perché lo sapevano pure le pietre di terra che non è vera, e oggi la risposta dà la conferma, ci dà la cifra di come abbiamo gestito e si voleva gestire l'emergenza idrica ad Agrigento. Se questo è il modo con cui vogliamo gestire l'emergenza idrica ad Agrigento, io molte notti ho pensato, ma se lo stesso livello di responsabilità che c'è oggi ci fosse stato quando abbiamo avuto il Covid ad Agrigento, probabilmente non ci saremmo più. Se il livello di responsabilità nella gestione della cosa pubblica fosse stato questo. Quindi i 4 pozzi, fateglielo dire perché noi l'ha lasciata in aria, dice io lavoro in silenzio e ho trovato 4 pozzi. Allora lui ha lavorato in silenzio e 4 pozzi, acqua, non ce n'è. Ieri, in occasione della giornata mondiale del diabete, ad Agrigento la ricorrenza è stata ricordata dall'ASP in collaborazione con il Lions Agrigento Chiaramonte, le ACLI e la Croce Rossa. Arturo Cantella. Oggi è la giornata mondiale del diabete, l'ASP è impegnata in questi screening gratuito. Ecco, siamo quasi a fine giornata, possiamo fare un bilancio dell'attività che avete fatto? Il bilancio è positivo perché la giornata mondiale del diabete che rappresenta un momento importante per l'azienda sanitaria nell'ottica della prevenzione di questa patologia, perché la prevenzione del diabete e la diagnosi soprattutto precoce del diabete consente di evitare effetti collaterali che sono molto costosi non soltanto in termini di qualità della vita delle persone ma anche in termini economici per tutto quello che poi comporta appunto avere le complicanze legate ad una malattia diabetica che spesso, ricordiamo, non viene diagnosticata in tempo e l'iniziativa di oggi serve proprio a diffondere nella popolazione generale. Noi siamo molto contenti di essere in piazza accanto alle persone, abbiamo avuto un'ottima risposta, almeno 200 persone, ma abbiamo ancora del tempo, quindi i numeri sicuramente lieviteranno e si sono avvicinati perché coinvolti da questa organizzazione che ha visto l'ASP, l'Unità Operativa Educazione alla Salute, che ha promosso questa iniziativa, ma anche la collaborazione dei club service, della Croce Rossa, quindi del Lions Chiaramonte, Agrigentos, dell'Unione Sportiva ACLI, quindi tutte associazioni, l'Inner Wheel, il Rotary, quindi tutte associazioni che amano lavorare per il territorio. Quindi ancora siamo in tempo, quindi ancora siamo qui per diffondere questo messaggio di prevenzione, di prendersi cura della propria salute. Ecco, com'è andata a livello di numeri? Sono risultati molte persone fuori, diciamo, la norma? Sì, a livello di numeri le persone fuori la norma sono risultate non tantissime, nel senso che sono delle persone che però sono proprio molte con quei valori borderline che abbiamo inviato al medico di famiglia. Noi, oltre alla misurazione della glicemia, stiamo somministrando un questionario che valuta la probabilità di avere il diabete entro i 10 anni, un questionario che tiene conto del
BMI, quindi dell'indice di massa corporea, della familiarità, dello stile di vita, quindi un questionario molto valido, ecco, e quello ha incuriosito molto le persone che hanno riflettuto sul consumo di frutta e verdura, sull'attività fisica, su tutto quello che appunto poi può comportare l'insorgenza di una malattia diabetica. Anche le ACLI presenta questa iniziativa a supporto della giornata mondiale del diabete con l'ASPE. Anche oggi siamo presenti in questa edizione, abbiamo fatto diverse edizioni alla Valle dei Templi, ma siamo anche oggi qua in piazza Cavour, perché l'ente di promozione che rappresento è significativo perché siamo collegati con la promozione dello sport. Lo sport, il benessere e il diabete sono un tutt'uno. La promozione dello sport e l'educazione verso l'attività sportiva è sempre una cosa fondamentale. Anche voi oggi presenti a questa iniziativa sulla giornata del diabete, avete voluto dare il vostro sostegno? Come sempre noi partecipiamo e partecipiamo numerosi perché noi in questo service crediamo da sempre e lo facciamo con grande entusiasmo e con grande partecipazione. Acquistato in via Terra Santa a Palermo il fortunato biglietto del Gratta e Vinci che si aggiudica 2 milioni di euro. La giocata vincente è stata fatta il 6 di novembre perché l'utente ha comprato il biglietto e sicuramente si sarà recato presso la banca Sella, avrà presentato il biglietto, avranno fatto le verifiche e quindi automaticamente arriva la comunicazione all'automatica e l'automatica lo comunica a noi. Infatti qua c'è scritto vinti il 6 di novembre. Siamo contenti per questa persona che ha vinto, speriamo che sia un nostro cliente e che quantomeno metta qualche premio in più, qualche regalo in più sotto l'albero quest'anno. La nostra clientela è fidelizzata, però molte persone di passaggio si fermano, noi siamo aperti tutto il giorno, dalla mattina alle 6:30 fino alla sera alle 20:30 e quindi le persone passando di qua per andare in via Libertà o per andare in altre parti, anche al tribunale, si fermano per comprare le sigarette o pagare una bolletta e nel frattempo comprano un gratta e vinci o si fanno una giocata. Io mi auguro che possa avere risolto dei problemi se li aveva o quantomeno essere più sereno, evidentemente 2 milioni di euro fanno stare più sereni tutti. Mentre si contano i danni nella Sicilia orientale dopo il maltempo dei giorni scorsi, torniamo ad Acireale, dove si è evitata una tragedia a causa di una frana vicino ad un hotel. Sindaco, oggi il maltempo ha causato ingenti danni in tutta Acireale, siamo qui oggi davanti al crollo di un costone della Timba. Sì, intanto dispiace per la situazione, soprattutto per quelle persone che hanno quei concittadini che hanno avuto danni all'immobile o ai garaggi, in particolare ai seminterrati. Intanto la notizia buona, insomma, che non ci sono feriti, non ci sono morti, quindi questa per noi è fondamentale, importante. E qui c'è stata una frana di una parte, diciamo, della Timba, dobbiamo andare a verificare anche i motivi, anche se oggi chiaramente sono caduti più di 500 mm di acqua dalle 4 di stanotte ad ora, quindi considerate che tutta l'acqua che cade in un anno, quindi è stato un volume qui e anche nel territorio di Giarre dove addirittura la situazione è ancora peggiore, e quindi che dire, l'unico dato positivo, ripeto, appunto, che non ci siano feriti, quindi è una cosa, diciamo, fondamentale. Adesso insieme alla prefettura, insomma, verificheremo, faremo la conta dei danni e verificheremo anche le criticità, insomma, che ancora persistono nel nostro territorio, in particolare la via Cristoforo Colombo e le aree, diciamo, limitrofe alla via Cristoforo Colombo, su via Rapallo dove c'è stata nuovamente una fuoriuscita dell'ultima parte del torrente della Vinaio Platani, quindi le criticità, diciamo, più importanti sicuramente li attenzioneremo e insieme alla protezione civile, alla regione cercheremo di ovviare anche con degli interventi importanti che riescono appunto a risolvere queste criticità che abbiamo riscontrato oggi. In più c'è il problema appunto della Timba e della frana, un altro piccolo problema si è avuto su via Tocco, a breve ci scenderemo per verificare appunto cosa sia successo, però ripeto, spero che tutto sia finito e sia, come dire, superato. Il dato positivo appunto che non ci sono feriti e questo per noi è di fondamentale importanza.
Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Torniamo tra poco. Una verifica urgente sul cantiere della Galleria di Nizza di Sicilia. La richiesta è di Sud chiama Nord. Nel corso di una seduta convocata ad hoc dalla 4ª Commissione Ars, Territorio e Ambiente, si è discusso della gestione delle terre e rocce di scavo nel cantiere di Nizza di Sicilia, nell'ambito dei lavori di raddoppio ferroviario Messina-Catania. Alla riunione erano stati invitati tutti i soggetti coinvolti nella progettazione e realizzazione dell'opera, inclusi i rappresentanti di RFI, Italfer e del consorzio Messina-Catania Lotto Nord. Tuttavia questi ultimi non si sono presentati, mentre tutti gli altri soggetti coinvolti erano regolarmente presenti. Dipartimento regionale, Acque e Rifiuti, ARPA Sicilia, ASP Messina, Città Metropolitana di Messina, Osservatorio Ambientale. Ho stigmatizzato con fermezza l'assenza di RFI, Italfer e del consorzio, poiché la loro partecipazione sarebbe stata cruciale per affrontare le problematiche legate alla sicurezza e alla corretta gestione del cantiere. E quanto afferma l'onorevole Pippo Lombardo di Sud chiama Nord, che continua. Nonostante non si sia affrontato il tema del sequestro preventivo, disposto dalla Procura la scorsa settimana, ho sollecitato tutti i presenti a procedere immediatamente con una verifica approfondita del cantiere della Galleria di Nizza di Sicilia, comune a Literm. In particolare, afferma l'onorevole, ho evidenziato come i valori di arsenico, rilevati già a partire da febbraio, siano estremamente preoccupanti. Ho chiesto risposte chiare su come siano state gestite queste terre e quali misure di sicurezza si stiano adottando per proteggere la salute pubblica e l'ambiente circostante. È fondamentale, conclude Lombardo, fare luce su ciò che sta realmente accadendo in quel cantiere e garantire che tutte le operazioni si svolgano nel pieno rispetto delle normative. Cronaca, un sequestro di beni nel Messinese ad un uomo ritenuto vicino alla famiglia dei barcellonesi. Beni per circa 170.000 euro sono stati sequestrati nei confronti di un 61enne ritenuto contiguo all'associazione mafiosa Famiglia Barcellonese. A dare esecuzione al provvedimento emesso dal Tribunale di Messina, sezione misure di prevenzione su richiesta della Procura, sono stati nelle scorse ore i carabinieri del Comando Provinciale di Messina. Il provvedimento si apprende da un comunicato stampa della Procura di Messina. Scaturisce dagli accertamenti di carattere patrimoniale svolti dai militari, che hanno consentito di documentare come l'uomo, coinvolto in più vicende giudiziarie, a seguito di indagini riguardanti il narcotraffico e ritenuto vicino alla criminalità organizzata barcellonese, avesse accumulato un patrimonio risultato sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati da lui e dai suoi familiari. Il 61enne è stato arrestato in esecuzione della misura cautelare in carcere nell'ambito dell'indagine Dinastia, condotta dal ROS e dal Comando Provinciale Carabinieri di Messina, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo peloritano, nei confronti del gruppo mafioso del Longano, che il 29 febbraio 2020 aveva portato all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di 59 persone. A seguito dell'indagine il 61enne era stato poi condannato con sentenza non definitiva del Tribunale di Messina alla pena di 22 anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il sequestro, finalizzato alla futura confisca dei beni intestati ai familiari o a prestanome, come emerso dalle attività investigative, riguarda un'abitazione, conti correnti e l'intero capitale sociale con relativo compendio aziendale di una società di Milazzo, attiva nel settore di gestione di parcheggi e autorimesse, risultata nell'esclusiva disponibilità del 61enne. E adesso un servizio sullo sciopero degli studenti a Palermo. L'argomento principale che noi stiamo portando in piazza sono le scuole fatiscenti, appunto perché, parlando per le scuole fatiscenti è perché il fatto le nostre scuole non sono abbastanza alla sicurezza. Veramente i tetti, quando noi andiamo a scuola comunque vediamo comunque anche un bel po' di degrado nelle nostre scuole, e quindi cerchiamo, diciamo, di farci capire anche dai più grandi comunque di poterci ascoltare in qualche modo e poterci
potenziare, diciamo, questa annata scolastico anche da parte di noi studenti, che meritiamo comunque una sana sicurezza, diciamo, nelle nostre scuole. Anche la CGIL aderisce allo sciopero degli studenti? Ah sì, assolutamente, anche perché la condizione dell'istruzione in questa nostra regione, in questo nostro paese, è sempre più fragile. Mancano investimenti, mancano certezze per quanto riguarda i piani scolastici, mancano incertezze per quanto riguarda la forza lavoro, e poi soprattutto noi paghiamo il fatto che i mancati tagli che in questo momento il governo nazionale predispone impattano fortemente con la scuola, perché significherà meno mense, meno possibilità di avere istruzione, la possibilità di avere infrastrutture adeguate dove poter studiare. Quindi per questo noi siamo in piazza a sostegno della vertenza che i giovani stanno provando a fare. Domani alle 17:30 presso la Biblioteca Comunale di Raffadali, a cura del Caffè Letterario, verrà presentato il primo romanzo scritto da Milena Palminteri sulla condizione della donna dagli anni 20 fino agli anni 60. Diario di un cancelliere è il titolo del libro di Aurora Augello, che verrà presentato alle 17 oggi alla Biblioteca di Fontanelle, a cura del Comitato Fontanelle Insieme. Il libro è riferito al delitto Tandoi e al contenuto del diario di un cancelliere del Tribunale di Agrigento. Siamo allo sport. Carmelo Lentini ci parla di Akragas e Licata, del nuovo allenatore del Casteltermini e del Camarat che torna in vetta alla classifica. In Serie D l'Akragas giovedì scorso ha svolto la preparazione sul campo di Fontanelle, svolgendo un galoppo contro la formazione juniores allenata da Francesco Musso. Domenica sarà sfida per la 12ª giornata di campionato contro l'Enna, allo Stadio Seneto, il cui inizio è programmato per le 14:30. Nessuna novità all'orizzonte, ma la ferma volontà di intraprendere un nuovo percorso per tirarsi fuori dalla scomoda ultima posizione di classifica generale. Intanto Agatino Chiavaro è il nuovo direttore sportivo del Licata. Lo ha ufficializzato la società gialloblu con un proprio comunicato all'indomani delle doppie dimissioni del DS Giovanni Martello e del tecnico Pippo Romano. In precedenza Chiavaro è stato DS della Cireale, della Regina e del Trapani e in passato calciatore e capitano biancazzurro a Gragantino. A lui spetterà il compito di scegliere il prossimo tecnico. In promozione a Casteltermini c'è un nuovo tecnico in sostituzione di Giovanni Falsone. Si tratta di Gianfilippo Di Matteo, in possesso del patentino di allenatore UEFA B, che certifica il suo elevato livello di preparazione. Il Casteltermini inoltre annuncia che nei prossimi giorni verranno ufficializzati 3 nuovi calciatori, a dimostrazione di come la squadra continua a lavorare con impegno e ambizione. Con Di Matteo c'è la volontà di costruire un progetto solido e costante nel tempo, termina il comunicato stampa della società del Casteltermini. Sempre in promozione, il Camarat invece ha superato il Santa Venerina per 3-0, grazie alla doppietta di Sclafani e alla rete di Marrone, e conquista così la vetta della classifica con ben 19 punti, 2 in più del Giarre, che è stato sinora capolista. Si è trattata della prosecuzione della 7ª giornata del campionato di promozione Girone C, e sospesa il 27 ottobre scorso sul risultato di 0-0 al 30° del primo tempo per infortunio all'arbitro. Domenica prossima la compagine del tecnico Fanara sarà ospite del Santa Domenica Vittoria. Con lo sport si conclude il nostro telegiornale, grazie per averci seguito. Arrivederci.